In occasione del Memorial Elisa e Veronica di nuoto sincronizzato alla Polisportiva Terraglio è stata inaugurata l'opera lunga 12 metri e alta 5, firmata dall'artista veneziano Dario Cestaro contro la violenza sulle donne. Un tema floreale su sfondo blu a simboleggiare la forza dell'ascito di Giulia Cecchettin, accompagnata dalla frase «In questo luogo si educa al rispetto e al rifiuto di ogni forma di violenza sulle donne ogni giorno», dedicato a Giulia e alle altre Giulie del mondo. Giulia insieme a suo padre Gino e alla sorella Elena ci hanno portato a mettere attenzione sulla responsabilizzazione, sull'autoresponsabilizzazione di ciascuno di noi, in qualunque ruolo noi abbiamo nella società, nella nostra famiglia, che siamo grandi, che siamo piccoli, abbiamo tutti la responsabilità di non girarci dall'altra parte e di essere invece parte attiva per essere consapevoli, più consapevoli delle relazioni che noi viviamo e delle relazioni che vivono le persone che stanno vicino a noi. L'inizio di un progetto più ampio in collaborazione col Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, che partirà nel 2025 e coinvolgerà allenatori, istruttori, dirigenti e atleti della polisportiva. È un segno tangibile di questo impegno, è un segno che ci riporta alla forza con cui ognuno di noi sta cercando di dare il proprio contributo per combattere questa piaga sociale. E il fatto che parta da questo luogo è assolutamente fondamentale, perché ricordiamo sempre quanto la scuola, le famiglie, le realtà sportive siano i luoghi dell'educazione per eccellenza. Quindi da qui oggi parte un grande messaggio di rispetto nel segno di una collaborazione che vedrà degli sviluppi anche nei prossimi mesi. Dobbiamo essere una società educante, dobbiamo coinvolgere i ragazzi, dobbiamo coinvolgere i nostri allenatori, dobbiamo coinvolgere le famiglie. Si parte assieme al centro di violenza, partiamo su un percorso in cui il rispetto di genere e la non violenza deve entrare dentro il nostro quotidiano e i nostri progetti educativi.